Il favarese Agostino Fanara, scomparso da lunedì scorso, trovato senza vita. Gravissimo il bilancio di uno scontro tra auto e cisterna a Bolognetta. Accorpamenti di istituti scolastici in provincia di Agrigento. Ieri la cerimonia per i 20 anni del giornale Grand'Ancolo, fondato da Franco Castaldo, presentato il libro Mafiare. Bentrovati da TVA Notizie. Si è conclusa tragicamente la scomparsa del pensionato di Favara. Agostino Fanara è stato ritrovato senza vita tra le campagne di Milena e Racalmuto. Arturo Cantella. È stato trovato nelle campagne tra Milena e Racalmuto il pensionato di 73 anni, già autista al Tribunale di Agrigento, Agostino Fanara, scomparso da qualche giorno da casa. I familiari, tra questi la moglie, avevano subito dato l'allarme denunciando l'accaduto, quindi si è attivata immediatamente la prefettura di Agrigento, che ha convocato un tavolo tecnico con i rappresentanti delle forze di polizia, carabinieri, vigili del fuoco, la forestale, la protezione civile, dinamando a tutti un comunicato con la foto di Agostino e la sua auto, una Suzuki fuoristrada bianca con il tattuccio nero. L'appello della prefettura era rivolto a quanti lo avevano visto o a dare notizie utili per il suo ritrovamento. Le ricerche del Fanara, su disposizione del prefetto, venivano divise in due tronchi: le zone interne di campagna controllate dalla polizia provinciale, dalla forestale e dalla protezione civile, le strade principali dai carabinieri e dalla polizia statale. Le ultime notizie davano il Fanara a recarsi verso il centro commerciale Le Vigne, dove a quanto pare avrebbe comprato un giubbotto. In precedenza il Fanara era andato dal medico e proprio dalle Vigne si sono coordinate le ricerche. Dal centro commerciale il pensionato cercava quindi di rientrare a casa, ma forse, complice il maltempo, la forte pioggia del momento, lo hanno portato ad imboccare una strada di campagna, ma inutile è stato il tentativo di salvarsi. L'auto si è impantanata in piena campagna, lui ha cercato di salvarsi andando verso un casolare del luogo, ma non ce l'ha fatta. Forse la stanchezza e la fatica causati dal fango della zona, dalle difficoltà nel camminare dovute alla forte pioggia, gli hanno provocato un malessere fino a non farcela più. Le ricerche sono continuate per tutti i giorni, portate avanti dai carabinieri del luogo, coordinate anche dal comando provinciale a cura del capitano Putortì, che con l'ausilio poi di un elicottero che ha sorvolato la zona hanno individuato l'auto di Fanara. I vigili del fuoco sono subito scesi per ispezionare l'auto, che era in campagna impantanata nel fango, con la portiera aperta, ma senza la vittima, che è stata trovata più tardi nelle vicinanze di un canneto senza vita. Sul posto immediatamente il sindaco di Favara Palumbo e i familiari del pensionato favarese. Intanto il consiglio comunale di Favara, per mezzo del suo presidente Miriam Mignemi Barbato, ha espresso il cordoglio alla famiglia di Agostino, vicini al loro dolore. Il sindaco Palumbo ha dichiarato un giorno di lutto cittadino. Gravissimo incidente stradale al bivio di Bolognetta sulla statale 121. Morti 2 ragazzi di 21 e 25 anni e 3 feriti gravi. L'auto, una Seat Leon, sulla quale viaggiavano 5 giovani, tutti di Villafrati, si è scontrata con una cisterna. L'incidente questa mattina intorno alle 6. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri della compagnia di Misilmeri. Accorpamenti di istituti scolastici in provincia di Agrigento. Vediamo il servizio di Arturo Cantella. La conferenza regionale, riunita nella sede dell'assessorato regionale all'istruzione della regione siciliana, ha approvato la proposta di dimensionamento scolastico che prevede la scomparsa di ben 23 istituzioni scolastiche autonome. Dopo infatti il taglio dello scorso anno con 74 autonomie scolastiche soppresse, dal 1 settembre di quest'anno il totale salirà a 97 dal 1 settembre 2025. Il numero delle scuole autonome in Sicilia passerà infatti dalle 802 dell'anno scolastico 2023-2024
alle 705 del 2025-2026. I tagli di quest'anno riguardano la soppressione dei circoli delle direzioni didattiche, che saranno tutti trasformati in istituti comprensivi, istituzioni che comprendono le scuole dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado. Vediamo cosa succederà in provincia di Agrigento, dove saranno accorpati ben 3 istituti superiori. A Licata saranno uniti in un'unica istituzione scolastica i 2 istituti superiori Francesco Re Capriata e Fermi. A Favara succederà lo stesso tra l'Istituto Ambrosini e il Liceo Martin Luther King. Il terzo accorpamento previsto sarà proprio in città ad Agrigento, dove l'Istituto Leonardo Sciascia sarà accorpato all'Istituto Gallo. Le altre novità sono il trasferimento dei plessi scolastici di Sant'Angelo Muxaro all'Istituto dei Cosmi di Casteltermini e di quelli di Comitini all'Istituto Comprensivo Luigi Capuana di Aragona. Ieri il giornale Grandangolo, fondato da Franco Castaldo, ha compiuto 20 anni. La ricorrenza è stata ricordata con una cerimonia al Museo di Agrigento, dove per l'occasione è stato presentato il libro di Franco Castaldo, Mafiare. Per noi c'era Giuseppe Moscato. Grandangolo, il giornale di Agrigento diretto da Franco Castaldo, compie 20 anni. L'importante traguardo è stato festeggiato ieri sera al Museo Pietro Griffo di Agrigento. Nato quindicinale, Grandangolo diventa in seguito un settimanale, presente ogni sabato in tutte le edicole della provincia. Poi la svolta web con la nascita del quotidiano online, una linea editoriale chiara fin da subito, con un'attenzione particolare rivolta al fenomeno mafioso in provincia di Agrigento. 20 anni non sono certamente pochi, è un bellissimo traguardo che noi oggi festeggiamo con immensa gioia e un grande orgoglio. Oggi noi rinnoviamo quel patto stretto con i lettori 20 anni fa, lo onoriamo e rilanciamo perché Grandangolo non cambia nella forma ma non nella sostanza, e continueremo a raccontare il territorio come abbiamo sempre fatto, senza giri di parole. Cosa è cambiato dal primo numero a 20 anni dopo? A me piace ricordare Grandangolo 20 anni fa, quando è nato in uno stanzino di 10 metri quadrati, con un mezzo computer, la carta stampata. Oggi è un mondo diverso, oggi ci approcciamo a nuovi prodotti editoriali, la radio, la televisione, la web tv, il quotidiano online, è tutto un altro mondo. Nell'immediatezza della notizia, l'approfondimento che senso ha? Intanto devo dire che grazie alla squadra che compone Grandangolo noi ci contraddistinguiamo per sia la prontezza e sia la puntualità, sono caratteristiche fondamentali nel giornalismo di oggi. Cosa vuol dire continuare a fare il giornalista di inchiesta, di mafia, di giudiziaria in questo periodo? Il territorio chiaramente è un territorio fantastico con tutte le sue difficoltà, le sue sfaccettature, e scrivere di determinate cose, parlare di determinati fenomeni ancora oggi può rappresentare un momento non certo facile, ma è anche uno stimolo per continuare a fare questo bellissimo mestiere. E quindi il Grandangolo ancora abbraccerà una visione completa? Grandangolo assolutamente, Grandangolo come ho già detto non cambierà la forma sicuramente, starà al passo con i tempi, ma non cambierà mai nella natura e nella sua essenza. Nel corso della serata, condotta dal giornalista Silvio Schembri, è stato presentato Mafiare, il nuovo libro di Franco Castaldo, con un saggio introduttivo di Luigi Patronaggio, procuratore generale presso la Corte d'Appello di Cagliari. A parlare di mafia vecchia e attuale, Franco Nicastro, consigliere dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia, Elvira Terranova, capo della redazione ADN Cronos Sicilia, Pinuccio Albertino Agnello, questore di Caltanissetta, Luigi Patronaggio, procuratore generale a Cagliari, Salvatore Vella, procuratore della Repubblica di Gela, e naturalmente Franco Castaldo. Iniziamo subito dal titolo, Mafiare. È un neologismo che ho preso in prestito dal papà della mafia, Michele Greco, che coniò per la prima volta questo termine, e comunque il comportamento della mafia è mafioso, e che lui rigettava, ma non era così. E poi oltre il titolo c'è il libro, che sono 270 pagine di
di storia mafiosa della provincia di Agrigento che parte dai primi anni, dalla seconda metà degli anni 70 sino ad arrivare ai nostri giorni. Li ripercorriamo questi anni raccontando delle nuove strategie, i nuovi interessi attraverso le sentenze che sono state pronunciate nel corso di 50 anni. Partiamo dalla Santa Barbara dell'84 e arriviamo fino ad oggi, quindi non ci sono riflessioni, spunti personali, ma l'analisi esatta dei procedimenti giudiziari. Ma proprio nel titolo c'è scritto Mafia e Stidra, ma è ancora esistente? E questi nomi sono ancora validi? È preoccupante perché la Stidra recentemente ha ripreso quota, soprattutto nei territori di Canicattì e Palma di Montechiaro, si pone in assoluta parità di Cosa Nostra e questo è un dato che deve fare preoccupare. Con Grandangolo ci occupiamo di queste cose, adesso celebriamo 20 anni. È da 20 anni che vi raccontiamo la mafia e la Stidra attraverso i verbali, non intendiamo fermarci e lanciamo un grido di allarme. La Stidra si è di nuovo fatto pericolosa. Non è più forse la mafia delle stragi, non è più la mafia degli omicidi, ma è una mafia forse più economica. Intanto si sono riorganizzati, sono rimasti sotto traccia perché l'azione della magistratura è stata capillare. Mettiamoci anche che la guerra ha portato più di un morto e quindi c'è stato un nuovo fiorire di altri personaggi. Non conviene a nessuno in questo momento con gli omicidi, ma chi conosce la storia di Stidra e Cosa Nostra, se sono necessari o se occorrono, li fanno. Chi leggerà il tuo libro riceverà nuove input, nuove informazioni? Chi leggerà il mio libro riceverà le vecchie informazioni, ma anche le nuove, perché il libro si ferma ai giorni nostri di oggi e ci sono tutti nomi e cognomi. Franco Castaldo scrive di mafiare, parla di mafia e di Stidra. Siamo nel 2024, questi termini sono ancora attuali? Assolutamente. Quello che non è più attuale è la mafia stragista, la mafia sanguinaria che abbiamo conosciuto nei decenni precedenti, ma la mafia è assolutamente presente, è strutturale alla Sicilia ed è strutturale ad Agrigento. Una cosa endemica e allora che ci accompagna? È una cosa endemica, ma come diceva Giovanni Falcone, tutte le cose umane hanno un inizio e una fine, anche questo può avere una fine. Agrigento, la sua posizione nella Sicilia, nella mafia? Agrigento è lo zoccolo duro della mafia, probabilmente è stato pure sottovalutato il suo ruolo, ma è stata corleonese, la mafia di Agrigento è stata una mafia corleonese, è stata una mafia molto vicina a Matteo Messina Denaro, è lo zoccolo duro della mafia siciliana. Qual è il business della mafia attualmente? La mafia sta cambiando pelle, sta passando a nuovi interessi, a nuove occasioni di ricchezza. Però è chiaro che la mafia mischia sempre una tradizione antica con modernità, per cui noi troviamo interessi antichi come per esempio la gestione degli appalti ed interessi moderni come possono essere gli interessi sull'immondizia, sull'eolico, sulle energie alternative, sulla grande distribuzione. Lei ha contribuito insomma a lanciare questo nuovo libro di Franco Castaldo. Che cosa troveranno dentro i lettori? I lettori troveranno dentro una cronaca più che ventennale della storia agrigentina, con ricchezza di particolari e rigore di giornalista. Io mi sono limitato semplicemente a dare qualche riferimento diciamo più critico per dargli un maggiore presa nazionale. Fase nazionale per il concorso dalle aule parlamentari alle aule di scuola, lezioni di Costituzione, con il progetto degli alunni della terza E dell'Istituto Tecnico Informatico di Palma di Montechiaro. Bampole e costruzioni uguali per la Costituzione, diversi per la società. Il progetto dei ragazzi seguiti dai docenti Rita Lalomia, Rossana Sorce e Carmelo Ferrara è rientrato tra i 62 progetti finalisti, superando un'accurata selezione tra i progetti presentati da diverse scuole d'Italia.
Il concorso è nato dalla collaborazione tra Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati e il Ministero dell'Istruzione per avvicinare i giovani ai valori e ai principi della Costituzione. Esperienze di questo tipo, ha dichiarato la dirigente dell'Odierna Annalisa Todaro, hanno ricadute positive sugli studenti perché accrescono la capacità di svolgere indagini documentate e consentono di lavorare in gruppo e di confrontarsi con ambiti culturali diversi. Ancora una volta gli alunni dell'Odierna di Palma di Montechiaro si sono distinti in una competizione nazionale. Qual è il progetto che vi vede impegnati? Il progetto che ci tiene impegnati è Bambole e costruzioni, uguali per la Costituzione e diverse per la società. Perché avete scelto questo titolo? È molto particolare. Abbiamo scelto questo titolo perché secondo noi fra uomo e donna in questa società c'è molta differenza. Voi chi siete? Siamo la terza E del Plesso Mattarella dell'Istituto Tecnico Informatico GB Odierna. So che avete già passato la prima fase di questo progetto, no? Già un primo traguardo, un primo pezzettino. Nel caso in cui doveste vincere, che cosa succede? Andremo a Roma a presentare il progetto al Parlamento. In particolare oggi la classe che si trasforma in una redazione, no? Sarà impegnata a fare che cosa? A intervistare la gente per vedere cosa ne pensa. Qual è l'obiettivo di questo progetto? L'obiettivo di questo progetto è avviare il cambiamento, perché fin da piccoli i bambini sono stati educati a giocare con le costruzioni, mentre le bambine con le bambole. E noi non siamo d'accordo a questo, perché sin da piccoli sia i bambini possono giocare con le bambole, mentre le ragazze con le costruzioni, perché non cambia nulla. E noi dobbiamo essere i primi perché siamo i genitori del domani e quindi dobbiamo affermare questa mentalità perché non c'è distinzione né tra le ragazze né tra i ragazzi. Natale alla pediatria del San Giovanni di Dio con la pattuglia acrobatica. L'intervista di Davide Sardo al primario Giuseppe Gramaglia. Dottore Gramaglia, le chiedo l'importanza di questa iniziativa, la presenza dei supereroi al reparto di pediatria dell'ospedale di Agrigento. Natale in corsia inizia anche quest'anno con i supereroi acrobatici che, visto l'esperienza gradita e accettata sia dai bambini che dalle famiglie dei bambini ricoverati, i colleghi di Fabio Tosto, per esempio, e la FIDAPA hanno voluto riorganizzare questa manifestazione. È una manifestazione graditissima per i bambini perché ricevono un momento intanto dei doni, ma anche un momento di solidarietà e di affetto. Noi abbiamo avuto come ogni anno l'autorizzazione da parte della direzione strategica, il nostro direttore sanitario, tutti hanno consentito a questo momento di relax per i bambini nonostante la terapia e la degenza ospedaliera, ed è ben accettato anche dai familiari che vedono nei bambini finalmente il sorriso, vedono nei bambini finalmente un momento di letizia. L'europarlamentare Raffaele Stancanelli in visita a Racalmuto. Lo ha intervistato Nicolò Giangreco. Onorevole Stancanelli, tappa agrigentina, prima a Realmonte, oggi a Racalmuto, per unificare, sviluppare territori che hanno determinate risorse da poter offrire. Intanto grazie per questa sua intervista, intanto dire che riuscirò a unificare e sviluppare sarei presuntuoso, sono qui per ringraziare l'inizio del progetto che mi hanno aiutato molto in campagna elettorale, ho preso molti voti anche qui a Racalmuto, e a Racalmuto sono voluto venire perché non ero mai stato nella cittadina che è famosa non soltanto per le sue industrie di sale, ma soprattutto per aver dato i Natali a un grande siciliano, un grande italiano, cioè Leonardo Sciascia. Mi faceva piacere, il sindaco mi ha invitato, mi sto incontrando con i consiglieri comunali, con gli assessori e con tanti cittadini che
sto avendo il piacere di conoscere, e farò del mio meglio, così come ho detto ieri sera nella manifestazione di Agrigento Real Monte, di mettere a disposizione il mio mandato, il mandato di parlamentare europeo, componente della Commissione Agricoltura, coordinatore dei Patrioti in Commissione Agricoltura, di mettere a disposizione delle necessità del territorio. Quindi non è che svilupperò il territorio, ma sarò a disposizione del territorio. Qual è lo stato di salute dell'Europarlamento? Allora, l'Europarlamento si è insediato da poco, abbiamo eletto la commissione nel mese di fine novembre e quindi si è insediata, ma incomincerà a lavorare a gennaio. Io penso che in questa legislatura tanti errori, tante ideologie della passata legislatura non avranno più cittadinanza, perché si deve lavorare nell'interesse dei territori, nell'interesse dei produttori e non in base alle ideologie. Il Green Deal è una cosa bella, ci mancherebbe altro, ma se il Green Deal è contro l'agricoltura, contro l'occupazione, contro l'industria, per delle tentazioni che non hanno nulla a che vedere con la realtà, noi non siamo d'accordo. In questa legislatura sono convinto che ci sarà e c'è una maggioranza già consolidata che eliminerà tante di quelle strutture che tanto male hanno fatto alla nostra agricoltura, alla nostra pesca e alla nostra industria. 4 arresti a Messina per spaccio di droga. Nel corso dei servizi antidroga disposti dal questore di Messina Annino Gargano ed intensificati con l'approssimarsi delle festività natalizie, agenti della Polizia di Stato hanno effettuato una specifica attività volta ad infrenare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti. I controlli in particolare hanno riguardato la zona cittadina del rione Mangialupi di Messina, dove sono stati predisposti servizi di osservazione anche nei confronti di soggetti già noti agli investigatori della Polizia di Stato. In tale contesto, poliziotti della squadra mobile e della SISCO, sezione investigativa del Servizio Centrale Operativo, hanno effettuato mirate perquisizioni domiciliari, tra cui una a carico di un 50enne messinese già noto alle forze dell'ordine. Nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto diverse quantità di stupefacenti di vario tipo, hashish, marijuana e cocaina, materiale utilizzato per il confezionamento dello stesso, banconote di vario taglio, verosimile provento dell'attività criminosa, nonché un imponente impianto di videosorveglianza finalizzato a monitorare i controlli delle forze dell'ordine. Contestualmente, altro personale della Polizia di Stato operante ha effettuato una perquisizione anche della cantina di pertinenza, dove sono stati rinvenuti e sequestrati una pistola a gas a tamburo con cartuccio esplosa camerata e munizionamento di vario calibro. La conseguente attività investigativa esperita dagli investigatori ha consentito di acquisire gravi elementi di reità anche a carico di altri 3 soggetti che, trovati all'interno dell'appartamento, verosimilmente rivestirebbero ruoli rilevanti nella conduzione dell'attività di spaccio. Gli investigatori, pertanto, con il costante coordinamento della locale procura della Repubblica, hanno sequestrato il materiale rinvenuto, subito affidato al locale gabinetto di polizia scientifica per gli accertamenti tecnici del caso, procedendo all'arresto in flagranza di reato del proprietario dell'abitazione e dei soggetti che lo avrebbero coadiuvato nello svolgimento dell'attività illecita, tutti accompagnati in carcere a disposizione della competente autorità giudiziaria. Si precisa che per gli indagati vale il principio di non colpevolezza fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. Stato di agitazione al consorzio Autostrade, vediamo. Ancora problemi al Consorzio Autostrade Siciliane, ancora uno stato di agitazione, nonostante le varie richieste del sindacato non sembra esserci soluzione per tanti lavoratori. Sì, noi come sindacato abbiamo interessato anche l'assessorato alle infrastrutture della Regione Sicilia proprio per metterlo al corrente di una gestione che è all'osso e che praticamente ha una grossa problematica inerente al personale, perché non ci sono più persone da mettere in servizio. Il problema riguarda principalmente i caselli, o ci sono anche altri settori dove ci sono queste carenze?
ma intanto c'è una pianta organica di 700 persone dove in forza ce ne sono attualmente 250, quindi lei ben capisce che non si tratta soltanto del comparto esattori, quindi coloro i quali stanno ai caselli dell'autostrada, ma anche negli altri vari settori, dico, percepiamo la mancanza appunto di personale. Hanno fatto ancora tante riunioni fino al venerdì scorso, soltanto che non si riesce a cavare un ragno da buco come CDA e con la presidenza del CAS. Noi abbiamo fatto 2 proposte intanto alle quali ancora non ci sono state date risposte già da 3 mesi. Lo scorrimento della graduatoria degli esattori che la possono scorrere e eventualmente l'aumento di quelle persone che sono al 25%, perché a CAS voglio ricordare che ci sono contratti a tempo indeterminato al 25%, quindi 6 mesi di lavoro e gli restanti mesi senza stipendio. Quindi abbiamo chiesto almeno l'innalzamento al 50% di questi lavoratori in modo tale da intanto tamponare l'emergenza, ma a tutt'oggi non c'è nessuna risposta. Insomma, chiedete un intervento risolutivo da parte della Regione, visto che con i vertici del Consorzio non si riesce a trovare questa soluzione. No, non si riesce a trovare una soluzione e il CDA, come dicevo poc'anzi, si riunisce ininterrottamente, però senza avere una soluzione al problema. Quindi penso che a questo punto la Regione Sicilia debba intervenire, come l'abbiamo interessata, però con un intervento determinante. Penultima giornata di visite per le scolaresche al presepe vivente di Montaperto. Sì, siamo alla penultima giornata di visita delle scuole di tutta la provincia, ma anche fuori provincia. Sono arrivati bambini dalla provincia di Trapani, di Caltanissetta, di Enna, da Villarosa, da tutto il comprensorio. Siamo molto contenti, devo dire, perché abbiamo dato la possibilità a questi bambini di fare un tuffo nella storia, nelle tradizioni e noi siamo veramente molto contenti di averli ospitati, perché anche noi ci siamo fatti un tuffo di gioia, di contentezza, di curiosità che è negli occhi dei bambini. Hanno avuto la possibilità di visitare le case antiche, gli arnesi degli antichi contadini, tantissimi animali a disposizione, poi la possibilità di assaggiare delle cose molto genuine come la ricotta, il pane con la Nutella, il pane con l'olio. Devo dire è stato un gran successo anche questa volta e i numeri parlano da sole. Più di 1000 bambini per ogni giornata. Adesso aspettiamo la giornata finale delle visite delle scuole, lunedì prossimo ne aspettiamo 1400 bambini, per cui siamo veramente molto soddisfatti. Non c'è dubbio, il presepe di sera è molto più suggestivo perché con i nostri colori, gli spettacoli serali, gli assaggi, sicuramente è molto più bello, ma devo dire teniamo molto e forse anche molto di più che i bambini e le scuole ogni anno ci vengano a trovare così numerosi. Speriamo che il buon Dio ci aiuta come ci ha aiutato in questi giorni col tempo, per cui vi aspettiamo veramente numerosi il 26 dicembre dove ci sarà l'inaugurazione con tante novità e tante sorprese, e poi il 28 e il 29 dicembre e giorno 1, 4, 5 e 6 gennaio con l'arrivo dei Re Magi. L'apertura del presepe nel serale è alle 17:15 e l'ultimo ospite entrerà alle 21:15. Pausa per la pubblicità, linea alla regia. Terza edizione a Messina delle Music Contest, 15 gli artisti in gara. Un cartellone ricco di eventi per questo Natale nella nostra città, c'è anche il Messina Music Contest.
Sì, come amministrazione abbiamo deciso anche quest'anno di patrocinare il Messina Music Contest giunto alla sua terza edizione e promosso da Crescendo, incubatore di idee organizzato e composto da giovani talenti nostrani che a loro volta danno voce a quelli che sono gli artisti emergenti. È incentrato sulla musica anche quest'anno e sarà un'opportunità per questi talenti, giovani talenti, di mettersi in mostra e far conoscere quella che è la propria creatività e la propria arte. Riteniamo che non sia semplicemente un concorso ma anche un'occasione per socializzare e creare momenti di condivisione. Realtà come Crescendo dimostrano che i giovani si mettono in moto per rendere la nostra comunità vivace e dinamica, quindi sono il migliore esempio di quei giovani che vogliamo raccontare e che possono contribuire a un futuro migliore. Quest'anno la terza edizione si terrà il 20 dicembre a partire dalle ore 21. La competizione è aperta a qualsiasi tipologia di musicista, quindi non solo cantanti come si potrebbe credere, quindi cantanti di gruppo, band, ensemble musicali, strumentisti solisti, cori, e infatti quest'anno tra i 15 artisti che abbiamo selezionato c'è un pianista solista e un duo di chitarre. Una vetrina importante per i giovani del territorio. Sì, assolutamente. Noi quello a cui puntiamo noi è far capire ai ragazzi che la musica è una sola, cioè quella che ti fa emozionare. Ci può riuscire più uno strumentista che un cantante o più un cantante che un coro. La musica è la cosa più personale del mondo, più soggettiva del mondo. Siamo allo sport calcio, l'allenatore dell'Acragas Favarin parla della partita che l'Acragas giocherà con la Nissa, il servizio di Carmelo Lentini. Ciò che si temeva si è verificato. Nissa Acragas dello stadio Tomaselli di Caltanissetta sarà vietata ai tifosi acragantini residenti ad Agrigento. La questura di Caltanissetta, infatti, a seguito delle indicazioni dell'Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive, ha emanato un apposito provvedimento che prevede la chiusura del settore ospiti e che di fatto sancisce il divieto di trasferta ai tifosi dell'Acragas. Al match dunque potranno assistere solamente i tifosi di casa residenti, non residenti ad Agrigento. Sarà infine il signor Antonio Bissolo di Legnago l'arbitro designato per la sfida del Palmintelli. I suoi assistenti sono Matteo Sadichei di Mestre e Angelo Macchia di Moliterno. Ma vediamo quali sono le altre gare in programma questo sabato, questa domenica. Castrum Regina è stata rinviata a data da destinarsi per motivi di ordine pubblico. Poi si prevede Pompei Licata e Locri Enna, Novigea Virtus Ragusa, San Biase Paternò, San Cataldese Città di Acireale, Scafatese Città di Sant'Agata e Vibonese Siracusa. Infine, venerdì scorso, il patrono Giuseppe Deni si è presentato in sala stampa per spiegare l'attuale situazione societaria e gli eventuali sviluppi che potrebbero esserci a breve. Adesso segue l'intervento registrato con alcuni dettagli interessanti. In sala stampa mister Giancarlo Favarin per presentare la sfida importante per la salvezza sul campo della Nissa. Come l'avete preparata questa partita? Ma innanzitutto abbiamo analizzato principalmente il secondo tempo di domenica contro la Vibonese. Nel primo tempo abbiamo fatto secondo me una partita attenta, senza rischiare niente. Con un po' di fortuna potevamo andare in vantaggio e forse magari si presentava una partita diversa nel secondo tempo. Poi nel secondo tempo purtroppo abbiamo commesso il primo errore importante sul gol che abbiamo subito e poi un errore ancora più grossolano, ci siamo sbilanciati dopo 2 minuti, preso il secondo gol abbiamo avuto poi la strada in salita contro una squadra come la Vibonese. Quindi abbiamo cercato di lavorare su queste situazioni, cercare di eliminare più errori possibili. È chiaro che una partita come quella di domani è anche molto sentita, un derby importante, dobbiamo fare una prestazione super per cercare di fare il risultato e soprattutto eliminare errori fondamentali come quelli di domenica scorsa. Quali potrebbero essere le insidie di questa partita?
Beh, innanzitutto la squadra, la Nissa, che è una squadra molto forte, una squadra che sicuramente ha una classifica tranquilla, ha giocatori di livello dentro, gioca in casa e sicuramente sarà questo un ostacolo, però anche noi insomma, siamo convinti di poter fare una grande partita, soprattutto daremo tutto quello che è possibile dare in questo momento per cercare di fare risultati. Come è arrivata questa sfida, mister? Ma fisicamente, moralmente? È chiaro che la sconfitta di domenica un pochino pesa, perché insomma i punti da fare per uscire o per cercare di salvarsi anche attraverso i play-out sono tanti da fare e quanto prima li facciamo meglio è. Oggi facciamo questa conferenza stampa, io sarò molto breve perché mi voglio sottoporre alle domande dei giornalisti per poter fare chiarezza diciamo, finalmente per tutta una serie di cose che si dicono sui social. Io faccio una comunicazione, io credo che questo sarà l'ultimo campionato che io farò in Agregas, perché in questi giorni ho riflettuto tanto e ho ripercorso un po' tutte le tappe della mia avventura in Agregas. Io sono venuto nel 2021, ho fatto un campionato importante, arrivando fino ai playoff nazionali e ho sfiorato la promozione all'ultima partita. Il secondo anno vinco il campionato e siamo promossi in Serie D. Il terzo anno dichiaro di fare una squadra importante nel senso di consolidare la categoria, cosa che abbiamo fatto perché diciamo, avevamo già consolidato la Serie D credo a un mese e mezzo prima della fine del campionato. Poi ho dichiarato che la mia gestione voleva alzare un po' il tiro, diciamo prendendo giocatori importanti e ritengo che la nostra società abbiamo preso giocatori importanti. All'inizio di campionato tutti dicevano che questa era una squadra che ci avrebbe fatto divertire, per cui noi non abbiamo lesinato a spese, abbiamo speso tanto. L'Agregas ha un organico che è paragonato a quello che diciamo, noi prendiamo, che noi paghiamo come stipendi da squadra dei primi 6-7 posti. Per cui come società noi ce l'abbiamo messa tutta. Quando abbiamo preso i vari Lofaso, i vari Grillo, i vari Joao Silva, i vari Palazzolo, i vari Tuccio, tutti dicevano che noi eravamo stati bravi perché avevamo allestito una compagine importante. Poi all'inizio di campionato, dopo la partita con il Licata di Coppa Italia, che ci aveva un po' fatto sognare tutti, questa squadra ha avuto un declino. Non lo sappiamo perché se andiamo a vedere le individualità sono importanti. Però poi alla conclusione, un po' per qualche diciamo, episodio sfortunato, un po' per una caduta di tensione, questa squadra ha fatto non male di più. Presentazione questa mattina a Licata della regata Medsil. Con Medsil, la regata Velica Licata, oggi ha preso stampa di presentazione, come nasce l'idea? Ma l'idea non nasce oggi, l'idea già nasce nel 2013, che ci fu la prima regata velica, a Licata allora fu Vela e Sapori. Le situazioni si sono sviluppate nel tempo, il porto si è affermato, è ormai una realtà importante non per Licata ma per l'intero Mediterraneo. Abbiamo avuto interlocuzione politica col governo regionale, il presidente Schifani e l'assessore Marco Falcone e abbiamo avuto la disponibilità a portare avanti questo progetto che di fatto era stato pensato per essere realizzato tempo fa, in estate. Per una serie di vicissitudini non è stato possibile. Grazie all'impegno di alcune persone
in assessorato, grazie all'impegno di Massimo Licata D'Andrea, è stato recuperato il progetto e oggi è realtà. Una realtà importante che tende a valorizzare chiaramente il grande lavoro che l'ingegnere Geraci ha realizzato a Licata, perché il lavoro che è stato realizzato qui a Licata bisogna dare atto che è un patrimonio di tutti, perché quello che l'ingegnere Geraci ha realizzato in maniera visionaria è trasformare quello che aveva visto in realtà. Oggi questa realtà è un patrimonio di tutta la città, è un patrimonio importante perché è una porta d'ingresso del mondo a Licata, è una porta d'ingresso di grande valore, è una porta d'ingresso che ci porta a un livello di offerta turistica che noi non avevamo. Quindi questa offerta turistica per la nostra collettività è uno strumento essenziale, perché quando parliamo di offerta turistica diciamo ai nostri concittadini siete attrattivi rispetto a chi vuole fare turismo, quindi a chi vuole acquistare il mercato del turismo. Per venire a Licata dobbiamo offrire qualcosa, dobbiamo essere in grado di fare accoglienza. Questa opportunità è una grandissima opportunità perché crea una vetrina sul nostro territorio e pone nel mercato mondiale Licata all'attenzione di tutti. Il merito è di tutti coloro che hanno lavorato, ma in modo particolare nell'ultimo periodo di una nostra concittadina che ci ha dato una mano enorme, che ha lavorato in assessorato tantissimo per recuperare il finanziamento e l'ha portato a termine e quindi l'ha fatto per amore della città e nell'interesse di tutti, e senza questo impegno e questo interessamento oggi la regata non sarebbe una realtà. Quindi cos'è la regata? La regata è un'opportunità per la città. Grazie a Massimo Licata D'Andrea, grazie all'ingegnere Geraci, grazie a tutti coloro che hanno lavorato, grazie a Peppe Fornici che si è messo a disposizione per dare quella conduzione tecnica necessaria e indispensabile perché la regata si sviluppi a un livello adeguato, grazie al dottore Serviddio che non ha mai fatto mancare a Licata il suo impegno e la sua dedizione al lavoro che fa, perché realmente è un grande funzionario dello Stato che ha sempre sostenuto la Marina e ha sostenuto la città di Licata e ha lavorato e continua a lavorare in questa direzione. Quindi questo messaggio è importantissimo per tutta la collettività, perché è opportuno che ci riconosciamo in idee che possano portare sviluppo al nostro territorio e ricchezza al nostro territorio. Noi abbiamo una realtà importantissima, bellissima, fantastica e ce ne rendiamo conto quando ci allontaniamo da Licata. Ma questa realtà si deve trasformare in offerta turistica che dia reddito al nostro territorio e valorizzi il nostro territorio. Faccio un inciso, abbiamo fatto un avviso per la Marina, quell'avviso è importante e mi auguro che i nostri concittadini lo percepiscano per quello che realmente è. Noi abbiamo avuto un finanziamento di 6.300.000 euro, il Comune di Licata deve concorrere per il 20%, 1.200.000 nel 2025, 1 milione nel 2026 e siamo sicuri di poterlo fare, ma senza la collaborazione dei nostri concittadini che si rendono conto che con un atto di altruismo, di generosità, possiamo mettere tutti insieme i pezzi per recuperare il nostro territorio, il nostro centro storico, la nostra marina e farla tornare a vivere, ed essere bella ed essere praticamente un centro commerciale all'aperto, non abbiamo dove andare. Noi abbiamo fatto un appello, diciamo, quelle case che stanno cadendo, non lasciatele cadere, metteteci a conoscenza della loro esistenza e noi interverremo per riportare la vita dentro il quartiere. Dateci l'opportunità di poterle recuperare visto che abbiamo i finanziamenti e le ridaremo ai nostri concittadini per riportarle a vivere dentro. Quindi questo messaggio è un messaggio unico. L'impegno dell'ingegnere Geraci che ha valorizzato il territorio e l'impegno dell'amministrazione che sta lavorando per valorizzare il territorio è il messaggio che vorremmo che arrivasse ai nostri concittadini, tutti i concittadini. Quindi grazie a tutti coloro che hanno lavorato in questa direzione, è una grande opportunità e noi faremo in modo che questa grande opportunità non venga sprecata. Grazie.
Un'importante regata velica a Licata, grazie anche al supporto appunto di Peppe Fenici, come già nominato appunto dal sindaco e da Massimo Licata. Sì, io ringrazio il sindaco Angelo Balsamo e Massimo Licata d'Andrea che mi hanno coinvolto di nuovo in questa avventura come qualche anno fa, e per cui sono felice di essere di nuovo qui a dare il mio contributo, e devo dire che con l'entusiasmo che c'è tutto attorno faremo una bella manifestazione, e già ci sono tutti i presupposti. Abbiamo avuto un riscontro fantastico da tutti gli armatori della Sicilia, abbiamo barche che arrivano da Catania, da Messina, da Palermo, da Sciacca, da Mazzara del Vallo, nonché tutta la parte qua a sud dell'isola, quindi siamo sicuri di fare un bel evento. Ed era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon fine settimana.